Siamo a Venezia, nel palazzo Sciarmi Santa Fosca, in occasione di una mostra che si intitola Emozioni dell'arte magmatica. Siamo di fronte a un'opera di Giovanni Rosa. Giovanni Rosa è un artista colto che ci porta in visione una sua opera calligrafica, la chiameremo. L'artista racconta con questo, diciamo, groviglio di linee quello che potrebbe essere anche un evento atmosferico. Certo che il nostro artista ha in sé una forte carica di racconto espressivo e per cui in qualche maniera riconduce quello che potrebbe essere un evento naturale a una descrizione manuale, pittorica, certa, colta. Si ripercorrono con i suoi segni, il suo racconto, tanta arte del Novecento europeo. E qui siamo alla base di tanti movimenti che si sono espressi a partire dal 1905-1906. E nelle espressioni di cubisti, futuristi, ci sono questi graffi sulla tela, questi momenti di costruzione della forma per sovrapposizione di segni. Ecco, in questa forma così, diciamo, complessa, alla fine per lo spettatore, ingenuo se vogliamo così, ritrova una forma umana e quasi può intravedere nella testa, nella fantomatica testa, un occhio affiorare. Questo è un elemento che potrebbe essere anche non voluto dall'artista, ma che in qualche maniera però restituisce una maggiore complessità all'opera.